Le locali del BVS Volley, in divisa giallo-blu, allenate da Alberto Nicoli, giocano con Jana Jakubkova alzatrice, Sonia Penolazzi opposto, il capitano Arianna Biasin e Kamila Kostecka schiacciatrici, Elena Frezzato e Federica Osti centrali, Giulia Di Mauro libero. Le ospiti padovane dell'Universal Sirio, in maglia nera con spalline grigie, allenate da Daniele Trolese, schierano il capitano Eva Minazzato alzatrice, Linda Dorio opposto, Erika Lazzari e Silvia Trevisin schiacciatrici, Valentina Guglielmo e Silvia Munaretto centrali, Laura Guidi libero. In apertura il servizio teso della Jakubkova getta lo scompiglio nella ricezione padovana, impedendo alle ospiti di costruire azioni efficaci. Il BVS allunga rapidamente sul 6-1, poi sul 13-5, sfruttando l'incisiva battuta della Osti, le imprevedibili intuizioni della Jakubkova e il mestiere della Biasin. L'Universal si sblocca in attacco passando con Dorio e Lazzari e riduce il distacco sul 15-11. Tuttavia alcuni errori di troppo in fase di ricostruzione e in contrattacco rilanciano il BVS, che mette a segno due muri vincenti con Frezzato e Kostecka, portandosi sul 21-16. L'Universal si spegne, la Jakubkova mette a terra un altro pallone sul secondo tocco, la Biasin trova l'ace proiettando sul 24-16 le giallo-blu di casa. Le ospiti riescono ad annullare 5 palle set con Munaretto, Lazzari e Trevisin, ma si devono arrendere al diagonale della Kostecka, che dà il primo set al BVS Volley. La ripresa inizia bene per le rodigine, avanti sul 3-1, ma le ospiti registrano la ricezione e forzano il servizio, limitando il gioco del BVS, che oltre a subire punti diretti in ricezione, cala nettamente in attacco, faticando a passare con bande ed opposto. L'Universal sfrutta l'incisiva battuta dell'alzatrice Lia Bellinaso, subentrata nel finale del primo set alla Minazzato, e piazza il break portandosi avanti sul 9-6, poi allunga con decisione sul 18-9, imponendosi in difesa e in contrattacco, con una serie di azioni vincenti della Lazzari e delle centrali Munaretto e Guglielmo. Il BVS sbaglia ancora in ricezione, in fase di impostazione e spreca troppo in contrattacco, venendo punito dalla Munaretto, positiva anche a muro. Alberto Nicoli manda in campo la centrale Maila Penolazzi al posto della Osti. La tardiva reazione delle giallo-blu si esaurisce sul 22-18, quando le ospiti danno lo strappo decisivo, colpendo con la Lazzari e col primo tempo della Guglielmo, che sigla il punto del 25-18 per l'Universal. Per le locali piove sul bagnato, dato che il servizio flottante in salto di Erika Lazzari manda in crisi la ricezione delle giallo-blu, che subiscono un micidiale parziale negativo di 9-1. Il break carica le padovane, cancellando invece le certezze del BVS, che mostra evidenti limiti in seconda linea anche per l'importante defezione del libero titolare Pregnolato. Le atlete di Alberto Nicoli cercano l'uscita del tunnel, riuscendo a colpire con Sonia Penolazzi, ma il passivo accumulato si rivela incolmabile perché l'Universal costruisce e finalizza con lucidità e precisione grazie alla buona regia di Lia Bellinaso e alla concretezza in prima linea di Lazzari e Trevisin. Le padovane gestiscono senza problemi la fase di cambio palla, andando a segno anche con Dorio e Munaretto. Nonostante gli sforzi di Biasine e compagne, il vantaggio delle ospiti non scende mai sotto le 6 lunghezze, tornando a crescere nel finale, complici altri errori del BVS. Il pallonetto della Jakubkova non supera il muro della Guglielmo e il terzo set si chiude sul 25-15 per l'Universal. Brusco risveglio per le padovane in avvio del quarto parziale, che ha un andamento opposto al precedente. Ora ad andare in crisi è la ricezione dell'Universal, costringendo la Bellinaso ad affannose corse per il campo. Le ospiti sbagliano molto anche in prima linea, venendo staccate sull'8-1. Per il BVS in evidenza la centrale Maila Penolazzi. Le locali però non riescono a conservare l'ampio vantaggio, incappando in un prolungato blackout sull'insidiosa battuta della Guglielmo, che avvia la rimonta delle padovane, portata a termine sul 16 pari, con i muri vincenti di Silvia Munaretto sulla giovane Kostecka e con uno splendido primo tempo della stessa centrale numero 6. È la fase cruciale del match. Il BVS si affida ancora a Kamila Kostecka, che va a segno con un mani fuori con un ace, tenendo in partita le locali fino al 21 pari, ma le ospiti sfruttano al meglio la battuta della Trevisin, che sorprende la giovanissima Di Mauro. Poi l'ottima Lazzari mura per 2 volte di fila la Biasin, decretando la vittoria dell'Universal Sirio. Stasera siamo partite un po' contratte. Il primo set abbiamo un po' peccato in ricezione e abbiamo fatto un po' fatica, e in settimana abbiamo cambiato allenatore
che avevamo bisogno di stimoli nuovi e mi pare che la partita sia andata abbastanza bene, insomma. Purtroppo il primo set siamo partiti un pochino male, sì, come ha detto la mia banda abbiamo peccato un po' in ricezione, però poi dal secondo set in poi abbiamo recuperato alla grande e siamo state più o meno sempre sopra. Questa partita, come le ultime, stiamo giocando un po' con una formazione rivisitata in funzione degli infortuni che purtroppo quest'anno ci hanno un po' decimato, quindi stiamo cercando di riamalgamarci e con alcune buone soddisfazioni, come si è potuto vedere nel primo set abbiamo tenuto buona la ricezione, di conseguenza abbiamo fatto il nostro gioco, e gli altri set la grossa difficoltà c'è stata proprio appunto con le ricezioni e di conseguenza tutti gli schemi e tutte le possibilità di attacco sono venute un po' a scemare. Proprio adesso, fresca, finita la gara, alle ragazze ho detto di guardare il bicchiere mezzo pieno e che dobbiamo proseguire per la nostra strada senza ulteriori intoppi. BVS è un acronimo di 3 realtà che si sono fuse anni scorsi, quindi Tassina, Rovigo, Vescovana e Stanghella, quindi anche col basso padovano. E quest'anno la nostra attività si concentra principalmente sulla scuola di pallavolo, cui abbiamo ottenuto la certificazione nazionale, e da alcuni anni abbiamo anche la certificazione di qualità. In questo momento all'apice della categoria abbiamo una serie D maschile e una serie D femminile, oltre a altre attività del settore giovanile che dall'Under 18 all'Under 12. La parte più interessante è che proprio nel nostro progetto c'è il fatto di voler lavorare con atlete del loco e soprattutto atlete giovani e dare loro la possibilità di crescere nelle categorie più alte possibile, affinché queste ragazze abbiano la possibilità anche di confrontarsi con realtà nella quale la pallavolo sicuramente è più sviluppata.